potrebbe ridisegnare la rotta delle grandi navi da crociera. Invece che a Marghera potrebbero approdare al Lido. Ora la palla torna alla politica. Dopo il provvedimento comunale contro nuove aperture di negozi di paccottiglia, Confesercenti lancia un appello alla collaborazione dei proprietari dei fondi da affittare ad attività commerciali. Torcello troppo scomoda da raggiungere coi mezzi pubblici, la protesta di chi lavora nell'isola e si sente penalizzato da un sistema di trasporti per cui i turisti si fermano a Murano e Burano. L'ENI cede il capannone del petrolchimico di Porto Marghera al Comune di Venezia. I sindacati si mobilitano. È una struttura storica che deve rimanere ai lavoratori. Sfrattato da un alloggio pubblico di Favaro perché è diventato cittadino italiano. È accaduto a un marocchino che viveva con moglie e figli in una casa riservata ad immigrati con semplice permesso di soggiorno. La liberazione di Venezia avvenne tra il 28 e il 29 aprile 1945. La città ha celebrato la ricorrenza commemorando le vittime dell'eccidio di Cannareggio lungo le strade del Sestiere. Fatali le 8 sconfitte di fila in campionato e il baratro retrocessione sempre più vicino. Il Venezia ha esonerato Paolo Zanetti. Per le ultime 5 partite in panchina ci sarà Andrea Soncin. Buonasera, ben ritrovati in diretta edizione di Venezia del nostro telegiornale. Dunque parliamo in apertura di grandi navi perché con la sentenza del TAR Veneto che ha accettato il ricorso si potrebbe prendere in considerazione nuovamente il progetto alle bocche di porto del Lido. Il TAR del Veneto ha dato ragione alla Duferco. Col ricorso presentato la scorsa estate dall'ex vice sindaco di Venezia ed ex viceministro ai trasporti Cesare De Piccoli, ideatore del progetto alternativo per il passaggio delle grandi navi, sull'ammissibilità del piano che propone un terminal alla bocca del Lido. Una sentenza storica che stravolge gli scenari in corso. Dice all'autorità politica, dice al governo, dice ai ministri dei trasporti, dice al sindaco di Venezia, al presidente della regione Veneto: guardate che questo è un progetto che è valido, guardate che questo è un progetto che dal punto regolamentare, procedurale è valido, è legittimo. Per quale motivo lo tenete fermo? E gli dice: dovete farlo proseguire da questo punto di vista, perché è una validissima alternativa. Come si può pensare che possa essere un'alternativa Marghera, cioè dove ci troviamo in questo posto? Come si può pensare di far coesistere i traffici croceristici con i traffici commerciali? Il progetto di offshore che non impatterebbe sulla laguna e valorizzerebbe la croceristica è lì, pronto per essere realizzato. Di fare alla bocca di Lido, di fronte alle barriere del Mose, mare quindi aperto, una struttura prefabbricata. Cioè prefabbricata significa che noi facciamo dei cassoni come il ponte che abbiamo alle spalle, ecco, è un ponte sull'acqua. Facciamo dei cassoni, sopra mettiamo la banchina, ci sono 2 banchine e potranno attraccarsi 4 navi, 2 parte per parte. Le tempistiche sono 28 mesi, quando abbiamo presentato il progetto nel 2015, approvato dalla VIA nel novembre 2016, il Ministero dei Trasporti e Infrastrutture ce l'ha nei suoi cassetti dal 2017, la politica colpevolmente l'ha tenuto fermo, quel progetto poteva essere già realizzato, il costo allora era 180 milioni di euro. I giudici bacchettano chi non ha tenuto in considerazione questa opzione prima di decidere per Marghera. I pareri contrari della VIA e della stessa autorità portuale che l'aveva definita pericolosa, ma soprattutto annulla gli atti impugnati col ricorso del concorso avviato dal governo e dal commissario straordinario Di Blasio, che dopo la sentenza parla di cautela. Il porto crociere di Venezia nel 2019 faceva 1.800.000 croceristi, secondo porto d'Europa dopo Barcellona. In questo momento Grasso che cola se ne farà 150.000. Ma questo non dice niente. Allora si dica, bene, si dica, non ci interessa più la croceristica a Venezia. E a Venezia continua il dibattito sul provvedimento comunale contro nuove aperture di negozi di paccottiglia. Da Confesercenti arriva un appello alla collaborazione dei proprietari dei fondi da affittare ad attività commerciali.
Prima di entrare in vigore, il regolamento antipacottiglia, votato dal Consiglio Comunale di Venezia, dovrà attendere l'approvazione della Regione. Ma si può già dire che il provvedimento in città è ampiamente condiviso, visto il degradarsi dell'offerta commerciale cui si è assistito negli ultimi anni. Che abbiamo letto che si privilegiano le attività non solo di qualità per i turisti, ma anche per esempio il fruttivendolo, il macellaio e il panettiere, che sono tipicamente attività per i residenti. Ora, queste attività ovviamente hanno una marginalità molto inferiore rispetto al souvenir di basso costo, e quindi bisogna trovare un metodo, io lo chiamo moral suasion, un metodo etico, un metodo di persuasione dei proprietari dei muri ad accettare di affittare a degli affitti magari ridotti, ma per il bene della città. Da questo punto di vista, l'assessore al commercio Sebastiano Costalonga è stato chiaro. Il valore della tutela storico-culturale di Venezia è prevalente rispetto alla libertà d'impresa. Ma ad una città a cui si chiede un deciso cambio di rotta occorre la collaborazione di tutti, compresi i proprietari di immobili. Il provvedimento, infatti, è stato approvato in forma sperimentale per 3 anni e il rischio è che ci sia chi preferisca aspettare che passino. Chi affitta e chi prende in affitto sono 2 privati, e sappiamo anche che i negozi vengono affittati con dei contratti di 6 più 6, sono 12 anni. Quindi uno che magari ha delle pretese di affitto elevate dice vabbè, sto fermo un po', vedo cosa succede e poi tanto poi mi rifarò per i prossimi 12 anni. No, ecco, quello è il punto. Se molte attività commerciali cui è concessa l'apertura sono destinate prevalentemente ai residenti, allora occorre anche guardare a cosa accade attorno a questo provvedimento. Monica Sambo del Partito Democratico e Marco Gasparinetti di Terra e Acqua 2020 hanno ad esempio puntato il dito contro una delibera presentata dalla Giunta subito dopo il Consiglio Comunale Antipacottiglia, che amplia 13 alberghi attraverso nuovi cambi di destinazione d'uso da residenziale ed artigianale a ricettivo per una superficie di quasi 2.000 metri quadri e mezzo. Noi chiediamo più case, invece otteniamo più stanze, ha detto Giovanni Andrea Martini di Tutta la città insieme. L'impressione è di essere dentro ad un processo di trasformazione senza alternative. E poi c'è Torcello, scomoda da raggiungere coi mezzi pubblici. Sale la protesta di chi lavora nell'isola e si sente dimenticato e penalizzato rispetto ai turisti. Spesso nei giorni d'assalto a Murano e Burano, Torcello è rimasta quasi vuota, con buona pace della divisione dei flussi turistici. Torcello non è vicina a Venezia ed è ragionevole che ci voglia un po' di tempo per raggiungerla, ma effettivamente l'impressione è anche che si sia fatto di tutto per rendere il viaggio più scomodo. Chi parte da Piazzale Roma o dalla stazione, ad esempio, deve pressarsi per 25 minuti in un vaporetto stracolmo, quindi scendere a Murano, rimettersi in coda perdendo un paio di coincidenze, per arrivare 30 minuti dopo a bordo di un altro vaporetto a Burano, dove i pochi passeggeri superstiti attendono il trasbordo finale su un pontile anonimo. Insomma, da Venezia a Torcello ci vogliono almeno 2 ore, quanto un volo verso Parigi, ma un pochino più scomodo. Io ritengo che sia un modo per deviare i flussi, nel senso così si crea una gran confusione e non si agevola la semplicità nel trasporto. Facendo delle fermate intermedie perdi molta gente e devo dire anche molti clienti poi si indispettiscono perché i tempi di percorrenza si allungano. Sembra quasi che Venezia voglia comportarsi come il peggiore dei figli con i genitori, lasciandoli in disparte, mettendoli in un ospizio, cercando di dimenticarsi da dove è nata, da dove sono le origini. Eppure Torcello è davvero molto più del Trono di Attila, è Venezia prima di Venezia. In un'area della laguna già popolata durante l'impero romano, fu importante centro bizantino e per secoli città vivace con migliaia di abitanti. Ora che invece di residenti ne sono rimasti pochissimi, è un sito turistico del comune di Venezia con un patrimonio storico eccezionale quanto le difficoltà di chi continua a lavorare qui. Ha paura di fallire? Sì, perché noi abbiamo molte spese aziendali, ripeto, ogni 3 mesi noi paghiamo sui 4.600-4.700 euro di immondizia, che la cosa insomma diventa pesante. Noi lavoriamo da 10 mesi di lavoro, siamo riusciti ad arrivare a 6 mesi. Noi pareggiamo i costi, la tassazione di un locale di Piazza San Marco, non è che per noi ci sono differenze, anzi, e quindi anche questo è un aspetto che andrebbe preso in considerazione e chiediamo a gran voce un aiuto all'amministrazione. Intanto CGIL, CISL e UIL sono preoccupati dal passaggio di proprietà al comune di Venezia del capannone del petrolchimico di Porto Marghera. I sindacati hanno chiesto un incontro al comune perché la storica struttura rimanga un luogo di incontro dei lavoratori.
Quale sarà il futuro del capannone sindacale del petrolchimico di Porto Marghera? Il passaggio di proprietà dall'ENI al Comune di Venezia di una struttura testimone di una parte importante della storia industriale di Venezia e tuttora impiegata come luogo di attività sindacale apre più di un dubbio sulla sua destinazione futura. E noi chiediamo evidentemente che questo capannone resti invece a nostro uso per tutte le attività che quotidianamente facciamo. Siamo preoccupati ovviamente perché il fatto che poi il Comune intervenga per acquistare questo capannone significa che non ci sono le garanzie perché resti così. I sindacati peraltro non hanno mai ricevuto alcuna comunicazione ufficiale né da ENI né dal Comune di Venezia e le notizie sul passaggio di proprietà le hanno apprese dai mass media. Oggi ho sollecitato l'amministrazione del Comune di Venezia. Noi abbiamo già scritto più volte la richiesta di un incontro e mi hanno così risposto che sono disponibili a mettere a calendario un incontro nel mese di maggio. L'incontro noi l'abbiamo chiesto ovviamente per capire l'uso del capannone. La posizione di CGIL e CISL-UIL è di una ferma contrarietà a qualsiasi uso di questo ambiente che sia diverso rispetto all'incontro con i lavoratori e con il mondo del lavoro. Di qui sono passate tutte le lotte sindacali del petrolchimico, lotte sindacali per il mantenimento dei posti di lavoro, quel che più conta, lotte sindacali per la sicurezza sui posti di lavoro, perché già negli anni 70-80 qui si discuteva di sicurezza, quello che oggi è tema all'ordine del giorno degli infortuni e le morti sul lavoro, di qui sono passate, è stato fatto scuola questo capannone. E ora vi raccontiamo la storia di un cittadino marocchino sfrattato da un alloggio pubblico di Favaro perché è diventato cittadino italiano. Ha dovuto lasciare la casa dove viveva con moglie e figli perché è riservata ad immigrati con semplice permesso di soggiorno. L'ottenimento della cittadinanza italiana ha significato per Abdellah Dabi lo sfratto dalla casa pubblica di proprietà del Comune di Venezia in cui viveva a Favaro assieme alla moglie e a 3 figli. Originario del Marocco, dipendente della Speedline, Abdellah non ha fatto in tempo a diventare italiano che già si è scontrato con le contraddizioni della nostra burocrazia, lui e la sua famiglia. Loro sono alloggiati come immigrati con permesso di soggiorno, ma Abdellah ha ottenuto la cittadinanza italiana e quindi decade dal diritto all'appartamento. Nel frattempo la graduatoria ATER a cui lui ha partecipato nel 2019 va troppo a rilento, quindi non c'è la speranza di un'assegnazione a breve termine e quindi lui sostanzialmente si trova nella paradossale situazione di aver ottenuto la cittadinanza italiana ma di essere buttato fuori casa, con 3 figli di cui 2 minorenni con una disabilità. I servizi sociali hanno proposto come sistemazione transitoria un campeggio di Marghera, distantissimo quindi dalla scuola che frequentano i suoi figli. L'alternativa però sarebbe stata una denuncia per occupazione e la perdita del posto nella graduatoria ATER. Peraltro nello stesso stabile da cui è stato sfrattato a Favaro, a detta dei condomini ci sono 3 alloggi sfitti più altri nei palazzi vicini. E pensava di avercela fatta quando ha raggiunto anche la cittadinanza italiana, aveva un lavoro, aveva tutto. Pensavo che ho fatto la cittadinanza, sono contento, sono orgoglioso che sono diventato cittadino italiano. E come lo vede il suo futuro adesso? Non tanto bene, perché rischio anche a perdere il lavoro, perché vado al campeggio, devo seguire i miei figli perché è troppo lontano dove il campeggio da scuola. Ci sono 2 minorenni, devo accompagnarli e mia moglie fa difficoltà a muoversi, è un problema grosso. Ora parliamo delle elezioni amministrative del prossimo 12 giugno. Andiamo a Mira a sfidare il sindaco uscente Marco Dori. Ci sarà anche Enrico Carlotto che ha deciso di correre da solo. Ha deciso di presentarsi da solo alle elezioni con la lista civica Nova Mira Enrico Carlotto, perché deluso dai partiti, lui che nella politica ha sempre creduto. Imprenditore, ex consigliere comunale, ex presidente di App Industria Riviera del Brenta ed ex componente dell'Osservatorio per la salvaguardia della laguna di Venezia, Carlotto ha alle spalle 40 anni di esperienza. Mi sono staccato da tempo dalle logiche di partiti perché io sono convinto che non siano i cittadini che si sono allontanati dalla politica, credo che sia la politica e i partiti in primis che si sono allontanati dai cittadini.
Nato a Marano, residente a Mira da sempre, Carlotto vuole rimettere il cittadino al centro perché sostiene deve ritrovare il proprio ruolo da protagonista. La persona al centro è un'idea che porta avanti da quando ho cominciato a fare politica e quindi è chiaro che parte tutto da qua. Una visione di città, evidenzia Carlotto, che vuole ridurre le distanze tra cittadino e amministrazione e aumentare la qualità della vita, a partire dalla messa in sicurezza delle strade, illuminazione e viabilità. Mira purtroppo è ferma da 35 anni perché dopo la dismissione di Porto Marghera, perché a Mira si lavorava a Porto Marghera, il comune si è fatto trovare le amministrazioni che si sono succedute, si sono fatte trovare impreparate per offrire alternative a quelli che poi hanno perso il lavoro, che hanno dovuto aprirsi attività artigianali eccetera, e a Mira non c'era una locazione per queste attività artigianali perché non esiste a Mira un'area artigianale. Un altro problema è quello delle frazioni, che sono 7, più ci sono anche delle sottofrazioni che purtroppo tutte le amministrazioni succedute negli ultimi 35-40 anni si sono dimostrate latitanti, soprattutto per quanto riguarda le infrastrutture, parliamo di viabilità, di illuminazioni. Sono zone buie e la gente questo è un problema che lo sente molto. Ora una notizia di servizio. La tangenziale di Mestre sarà chiusa al traffico nel tratto tra lo svincolo Terraglio e l'allacciamento A57 e A27 in entrambe le direzioni di marcia dalle ore 23 di giovedì 28 alle 5 di venerdì 29 aprile, quindi dalle 23 di domani alle 5 di venerdì. La chiusura è resa necessaria dall'intervento di manutenzione a un elettrodotto sovrappassante l'autostrada. Si consiglia dunque per chi proviene da Trieste ed è diretto a Venezia e viceversa di utilizzare il passante di Mestre negli orari di chiusura. Ora parliamo della liberazione, la liberazione di Venezia che avvenne tra il 28 e il 29 aprile del 1945. La città ha celebrato la ricorrenza commemorando tra gli altri le vittime dell'eccidio del 44 a Cannareggio attraverso un percorso della memoria lungo le strade del Sestiere. Verso la fine della Seconda Guerra Mondiale, i primi alleati ad arrivare a Venezia furono i neozelandesi, 3 giorni dopo quel 25 aprile 1945, in cui il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia aveva proclamato l'insurrezione generale in tutti i territori ancora occupati dai nazifascisti. Come nelle altre città del nord, anche in Laguna la situazione era particolarmente tesa. A Venezia ci furono dei combattimenti perché c'erano dei nuclei fascisti importanti come la 10ª MAS che era rinchiusa al collegio Morosini di Sant'Elena, c'erano altri reparti, ci furono degli scontri, ci furono diversi morti anche da parte delle forze resistenziali, ma prevalse poi alla fine questo senso di liberazione, di gioia e di festa. La festa della liberazione a Cannareggio, il sestiere più popoloso di Venezia, si celebra con un percorso della memoria attraverso le abitazioni da cui tra l'8 e il 9 luglio 1944 furono prelevati 6 antifascisti. 5 furono assassinati subito come rappresaglia per l'uccisione di un maresciallo di marina. Che vennero assassinati di notte davanti alla loro porta con un colpo di pistola alla nuca. Fu un eccidio particolarmente sentito dalla popolazione di Cannareggio perché i corpi furono lasciati per 1 giorno e mezzo sul selciato e uno delle vittime riuscì a sopravvivere, Tramontin, il morto che cammina, che riuscì poi anche nel dopoguerra a individuare i colpevoli che furono condannati dalla cortesia straordinaria e giustiziati. All'epoca Giuseppe Tramontin aveva 41 anni, il proiettile gli sfiorò il cervello, lui riuscì a nascondersi e curarsi, mentre in città si faceva spargere la voce che fosse morto, per gli altri invece non ci fu nulla da fare. Il calcio in chiusura perché fatali le 8 sconfitte di fila in campionato e il baratro retrocessione sempre più vicino. Il Venezia ha esonerato Paolo Zanetti e il suo staff. Zanetti allenava la squadra dal 2020, l'ha portata in Serie A. In un comunicato la società ringrazia il tecnico per aver scritto una magnifica pagina della storia arancio-nero-verde. Per le restanti cruciali 5 partite il Venezia ha chiesto ad Andrea Soncin di guidare la squadra. Conosce molto bene i giocatori, hanno detto dalla presidenza, e secondo
secondo noi ha fatto un ottimo lavoro con la primavera in questa stagione. Andrea è consapevole che si tratta di una soluzione temporanea fino alla conclusione della stagione, capisce anche che stiamo chiedendo a lui e ai giocatori di provare a fare un miracolo. Non abbiamo, dicono, nulla da perdere e vedremo come andrà in queste ultime 5 gare. Era l'ultima notizia per questa edizione, io vi ringrazio per averci seguito, tra poco come sempre l'edizione di Treviso e ora le previsioni del tempo per domani. Una buona serata, arrivederci. Autofficina Sandri, centro revisione auto, moto, quad e carrelli O1 O2. Affidati al nostro personale qualificato. Bentrovati al meteo. Breve tregua anticiclonica che durerà fino al weekend. Giovedì 28 aprile ci attende una giornata di bel tempo. Nel dettaglio sul Veneto sarà asciutto e stabile con tanto sole come vediamo su tutti i settori della nostra regione. Il cielo si presenterà sereno o al massimo con qualche locale nube ma innocua. Precipitazioni assenti. Temperature in lieve aumento, molto gradevoli, minime tra 8 e 12 gradi, massime comprese invece tra i 17 e i 21 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso al mattino il cielo si presenterà sereno, specie sui monti, nel pomeriggio cielo poco nuvoloso. Temperature minime sui 9-12 gradi, massime sui 20-21 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui molto soleggiato un po' ovunque, il cielo sarà sgombro da nubi o al massimo velato. Temperature minime intorno ai 9-10 gradi, massime sui 22-23 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Autofficina Sandri è anche centro gomme altamente specializzato e officina meccanica. Ti aspettiamo a Marghera.